C'è stata un'attività di controllo del territorio molto intensa nell'ultimo periodo da parte dei militari dell'Arma dei Carabinieri che ha permesso domenica mattina di trarre in arresto un cittadino camerunense di 38 anni per furto di bancali nei confronti di un'azienda del settore del legno di Mansuè. E nel secondo caso, cioè questa mattina, nei confronti di un'azienda agricola di Meduna di Livenza, quando è stato tratto in arresto un cittadino italiano di 33 anni, sorpreso alla guida di un furgone, entrambi alla guida di un furgone, ma per due fatti assolutamente distinti. Lui aveva portato via, il cittadino italiano 33enne, 9 matasse in ferro zincato da questa azienda. Sono quel filo di ferro che serve per i filari delle viti. Una persona già nota a noi carabinieri per un curriculum criminale di tutto rispetto, soprattutto dedito a reati contro il patrimonio. Sono in corso ancora degli accertamenti per identificare i due soggetti che questa mattina erano con lui e che si sono resi responsabili del furto all'azienda agricola e che per il momento sono riusciti a dileguarsi a piedi per i campi.